Allora, per chiudere un po' l'argomento, a che cosa, avvocato, prestare particolarmente attenzione? Aspetti che ho dato un messaggio, prima dicevamo, se faccio l'acquisto di una scheda telefonica in un corner di un centro commerciale, ho il diritto di recesso nei 14 giorni e poi la recessione è senza penali e costi? Allora, bella domanda, intendiamoci, per corner nel centro commerciale io penso a uno di quei desk temporanei che vengono allestiti fuori dai locali commerciali, cioè io mi rivolgo a un corner, appunto a un banchetto che viene allestito. Non la vendita della scommessa. Esatto, non all'interno del negozio, certo. perché all'interno del negozio, se io vado nel negozio della compagnia telefonica e faccio l'acquisto della scheda, allora in quel caso il contratto si perfeziona, non c'è diritto di recesso. Okay. Ma se io sono al centro commerciale, per strada oppure in un altro contesto e mi imbatto in questi banchi e quindi sono fuori dal locale commerciale, posso sempre recedere esercitando il diritto di recesso. Quindi si può, a queste condizioni si può recedere. Cosa deve fare il cittadino? Allora, in questo caso, innanzitutto deve essere sottoscritto un contratto nel quale deve essere indicato l'indirizzo al quale inviare la comunicazione di recesso e deve essere anche allegato un modulo con il quale esercitare il diritto di recesso, quindi da compilare per sciogliere quel rapporto. Chiaramente se io ho la scheda telefonica con me la devo restituire e la restituzione è a mie spese. E non ci sono quindi penali, non ci sono costi se non di restituzione del bene che io ho già ricevuto. Se lo devo ancora ricevere, vabbè, è pacifico che non ci sono altri costi, ma se io devo restituire il pacco della scheda telefonica piuttosto che l'acquisto delle pentole se sono venuti a casa mia, come è già successo, degli altri oggetti, la spesa di restituzione del bene è a mio carico e quindi quello lo devo fare. Ecco, mi viene in mente un'altra cosa a proposito del messaggio del telespettatore. Se invece che la scheda viene fatto un abbonamento, appunto ci sono dei corner nei centri commerciali eccetera dove ti propongono abbonamenti non soltanto telefonici oppure di rete, altre cose, questi abbonamenti che non sono sottoscritti nel punto vendita del proponente, ma sono sempre in questi luoghi, come sono da considerare e che cosa deve chiedere il consumatore? Perché adesso magari ha detto deve inviare la raccomandata, quindi devi avere in mano anche qualche cosa. Sì, ecco, una raccomandata può essere anche una comunicazione di altro tipo, può essere anche una PEC, può essere anche un'email. Ecco, sì. Però attenzione con l'email, è meglio sempre avere la prova dell'invio, perché noi dobbiamo essere sicuri in casi di contestazione che possiamo provare in maniera efficace che quella comunicazione è stata inviata, quindi consigliamo o la raccomandata o la PEC. Nel caso degli abbonamenti devo stare attento a capire di cosa si tratta, se è un abbonamento telefonico, se è una fornitura di energia elettrica. Posso sempre recedere nei 14 giorni se sono fuori dai locali commerciali. 14 giorni e fuori dai locali commerciali, quindi questo famoso centro commerciale. Diciamo dal banchetto temporaneo che viene allestito al centro commerciale per strada e quant'altro. Perché la disciplina cosa dice? Che il consumatore, se entra in un negozio, sa dove va, ha la percezione immediata che si trova in un punto dove vengono fatte delle offerte commerciali, quindi ha tutti gli strumenti ben evidenti e coscienti per difendersi. Invece se è a casa propria, per strada, nel centro commerciale, diciamo che le difese sono un attimo più basse, quindi la disciplina, era anche quel ragionamento che facevo prima, che ci sono tante tutele a favore del consumatore che deve conoscere, mette a servizio del consumatore la possibilità di sciogliere questo contratto tramite l'invio di una comunicazione scritta. Altro messaggio, ma avete mai letto un contratto telefonico, soprattutto quando firmo l'accettazione dei termini?
termini, sono pagine scritte piccolissime, ma poi cosa cambia? Tutte le compagnie hanno le stesse vessazioni, però che sono piccolissime. Sì, allora sì, d'altronde purtroppo ha ragione il consumatore a lamentarsi, perché in effetti bisognerebbe avere una specializzazione nella telefonia, una specializzazione nell'energia, nel bancario, nel finanziario, e in più anche una specializzazione nel leggere le condizioni ma così poi gli ha detto piccole. una cosa interessante il telespettatore, ha scritto vessazioni, si ricorda clausole vessatorie che erano nulle, di diritto eccetera, ma il consumatore adesso, con tutti i cambiamenti che ci sono stati, cosa ne sa delle clausole vessatorie? Però esistono appunto le associazioni, e anche per questo io quindi non firmate, prendete prendete una copia del contratto, mandatecela, la valutiamo assieme, possiamo capire se è vantaggiosa o meno. Comunque le associazioni fanno anche questa tipologia di servizio, quindi è importante saperlo. È possibile. Ecco, questo a proposito di clausole scritte in piccolissimo, abbiamo un'altra segnalazione di un telespettatore che ci parla di truffe in assicurazioni. Purtroppo sono in aumento, è un settore che stiamo monitorando, soprattutto per quanto riguarda l'RC auto, perché su internet si trovano compagnie fantasma illegali che vendono finte coperture assicurative e si riconoscono perché hanno un premio di polizza davvero basso, che quindi è molto appetibile, perché il consumatore dice: con questo risparmio parecchio. Però ricordiamoci sempre che quando il prezzo è così basso vuol dire che c'è qualcosa che non quadra, e quindi è bene stare molto Ma voi potete attenti. sapere quali possono essere oppure c'è un ambito dove si può andare a controllare? Certo che sì, assolutamente. C'è l'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni, che è IVAS, che pubblica periodicamente sul suo sito quelle che sono le assicurazioni truffaldine che hanno tentato di mettere... qui IVAS? Sì, esatto, l'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni private, che hanno tentato o hanno messo in vendita finte assicurazioni, finti contratti di assicurazione, e che quindi sono state bandite dal mercato italiano, che comunque non erano magari autorizzate. Però il tema più serio è che ci sono molte offerte su internet di copertura RC auto a poco prezzo, che sono fasulle. Se io concludo un contratto con questi signori, intanto perdo i miei soldi, e poi al di là di questo io rischio di circolare per strada senza copertura assicurativa. Ma in buona fede però? In buona fede, però la copertura assicurativa non ce l'ho, e quindi rischio il sequestro del mezzo, rischio delle multe anche molto salate. Se faccio un incidente, rischio di dover rispondere personalmente con il mio patrimonio dei danni che cagiono. Anche se uno presenta la polizza che ha contratto... Poi, per carità, nei vari casi si può lavorare anche sulle attenuanti e quant'altro, però... Stiamo già parlando di un processo in corso. Sì, davvero dobbiamo stare attenti quando acquistiamo i prodotti assicurativi, che siano forniti da compagnie autorizzate a vendere in Italia, che non si tratti di servizi inesistenti, perché si calcola che siano davvero milioni addirittura gli autoveicoli in circolazione senza una copertura, diciamo, valida o fasulla. Cioè il problema delle autovetture non assicurate. Tiene paura quando uno pensa: faccio magari un incidente, chissà cosa che mi trovo davanti. Sì, dopo i motivi della mancata, magari si tratta anche di un mancato rinnovo oltre i 15 giorni, il periodo di carenza e quant'altro, però è un tema delicato, perché poi avere un incidente con un'autovettura che non è assicurata, è vero che ci sono i fondi che possono intervenire, che sono i fondi che intervengono in queste ipotesi per risarcire però i danni fisici, però i danni materiali all'autovettura, quelli purtroppo se li deve pagare il proprietario dell'auto. Quindi, ma al di là di questo, il settore delle truffe, purtroppo noi vediamo che si sta sempre più, come dire, le truffe stanno sempre più aumentando anche nel settore quindi assicurativo, non solo per l'RC auto, ma anche per polizze
che vengono vendute ai consumatori a titolo di investimento, assicurazioni sulla vita e quant'altro. Dobbiamo stare molto attenti anche lì alla referenza, alla credibilità del proponente. Oggi internet è vero che è un grande serbatoio di raggiri, però è anche un grande contenitore di informazioni, sfruttiamolo per questo motivo. Tentiamo di fare delle piccole ricerche sull'attendibilità di quello che ci dicono, sul nome della compagnia di assicurazione che ci vuole proporre quel determinato prodotto, su casi simili che possono essere capitati in tutto il Veneto ad altri consumatori, che magari reperiamo quelle informazioni che possono essere utili per farci come dire, alzare le antenne e evitare di incappare nella rete anche noi. Certo, e quindi voi avete anche potete controllare l'effettiva credibilità, cioè esistenza in vita più che altro di queste compagnie, di queste diciamo di qualsiasi entità si proponga oppure si trovi sul web, che questo è molto importante. Sì, diciamo che è una buona norma in via preventiva contattare noi associazioni per capire l'affidabilità, la credibilità, la referenza anche di chi opera nel mercato, ma anche in settori diversi da quello assicurativo, come può essere quello dell'energia, può essere quello della telefonia, dei servizi bancari, perché no? Insomma, possiamo affiancare il consumatore nelle sue scelte, dargli una mano, tentare di capire come orientarsi, è il nostro ruolo, lo possiamo fare, lo facciamo anche in maniera indiretta con gli aggiornamenti che pubblichiamo sul nostro sito adiconsumveneto.it e sulle nostre bollettini informativi che inviamo, ma lo possiamo fare anche insomma dietro delle specifiche richieste. Chiaramente è necessario magari scriverci una mail, certo, e in modo tale che noi abbiamo il tempo di approfondire e poi rendere anche l'informazione a chi di dovere. Ecco, questo è molto importante. Altre situazioni vessatorie che avete riscontrato particolarmente, quali possono essere? Beh, situazioni vessatorie, direi che anche il settore dei viaggi, se pensiamo soprattutto il 2023 con un po' di coda lunga della pandemia, ci ha dato da lavorare, ma ancora adesso ci dà qualcosa da lavorare, perché purtroppo abbiamo notato, anche se il fenomeno è molto più contenuto, ci sono anche dei falsi tour operator. Prima parlavamo delle false assicurazioni, cioè società che vendono servizi turistici, soggiorni, viaggi e quant'altro, chiedono il pagamento dell'importo, però poi annullano il pacchetto viaggio e lasciano a terra i turisti. Ma questo avviene se uno non transita attraverso l'agenzia e fa direttamente con questi... Allora, qui bisogna stare attenti, sono, come dicevo, dei casi un po' isolati di cui abbiamo avuto conoscenza anche qui recentemente. Magari ci si rivolge anche ad un'agenzia, e quest'ultima però sappiamo che normalmente non fa l'attività di tour operator, ma si affida a una società specializzata che fornisce questo tipo di servizio turistico. E esistono anche dei tour operator che come in passato sono falliti, oppure che magari si presentano come affidabili e come dei tour operator effettivi, ma che in realtà non lo sono, incamerano i soldi e poi scappano, lasciando naturalmente i turisti appiedati. Sono situazioni marginali che comunque ci sono, quindi anche in questo settore dobbiamo stare attenti, dobbiamo verificare la referenza anche tramite noi associazioni dell'operatore, capire se ci possiamo fidare. Diciamo che il consiglio che diamo è di andare presso la propria agenzia di viaggio conosciuta. È vero che oggi tramite internet io mi posso costruire il mio pacchetto di viaggio turistico, acquisto il volo, acquisto il soggiorno, acquisto l'auto, vettura, noleggio, però attenzione, in questi casi le norme a tutela del consumatore sono più ridotte, perché se io acquisto direttamente tutti questi servizi presso un'agenzia o tramite un tour operator, le tutele che il consumatore turista ha sono molto più elevate.
e quindi può ottenere tutela in caso di annullamento del volo, in caso di mancata prestazione in loco, in tutti i casi di disagio, più velocemente, più efficacemente che non attraverso un pacchetto costruito in autonomia del consumatore, che deve rivolgersi verso la società di noleggio che magari è all'estero, magari fuori Europa dove abbiamo ancora meno strumenti per intervenire, rivolgersi alla compagnia aerea, e diventa un attimo più difficoltoso. Di solito il fai da te nel settore turistico conviene nell'immediato dal punto di vista economico, ma se ci sono disagi davvero si rischia di pagare un conto salato. Quindi grande attenzione. Allora andiamo in pubblicità, qualche secondo naturalmente, sempre sul canale 19, vi aspetto, restate con noi, abbiamo da parlare anche di altre cose importanti.